Tutto quello che abbiamo come elementi anche tecnici ci porta qui. In questa fase stiamo cercando persone vive, contiamo di trovare persone vive. A distanza di ormai 3 settimane dalla scomparsa di Sonia Bottacchiari con i 2 figli e 4 cani, le indagini non fanno passi avanti. Rimane Tarcento il centro del cerchio da cui parte il raggio di azione delle ricerche, estese ora ad un'area di 20 km, il che significa che si spingono fino al confine con la Slovenia. Man mano che passano le ore la preoccupazione prende il sopravvento, ma la speranza che tutto possa risolversi positivamente c'è ancora. Questa fase ha a che fare con le lettere, è cambiato qualcosa rispetto alla scoperta delle lettere? Le lettere rappresentano un elemento di novità, ma non cambiano, diciamo, quello che è l'impianto investigativo, nel senso che comunque l'impianto investigativo abbraccia veramente tanti aspetti e le lettere sicuramente ci possono tornare utili. Il prefetto di Udine, archiviata la prima fase, ha stabilito di procedere con la seconda, che ricalca sostanzialmente lo stesso schema della precedente. Quanto potrebbe continuare questa attività o come potrebbe cambiare? Non abbiamo diciamo, delle date, delle scadenze precise. Ovviamente chi decide in questa fase è la prefettura, ma noi siamo disposti ad andare ad oltranza. In azione i cani molecolari sguinzagliati nei campi e sui sentieri alla ricerca di tracce del passaggio delle persone scomparse, ma sul terreno si muovono costantemente 8 squadre tra vigili del fuoco, forestale, soccorso alpino e speleologico e protezione civile, con i carabinieri a coordinare le indagini. Quanti uomini sono impegnati? Guardi, dall'inizio dell'attività si parla di centinaia di persone fra diversi enti coinvolte in vari momenti. Anche le correnti del fiume potrebbero aver costituito un pericolo. Sì, il fiume insomma in qualche modo può costituire un elemento di criticità, ma ci sono diverse zone impervie, dirupi, zone carsiche, e qui siamo insomma in territorio dove le zone carsiche sono presenti, e anche lì con l'ausilio dei reparti specializzati dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino stiamo facendo delle verifiche che sono tuttora in corso. Utilizzate anche le più moderne tecnologie a disposizione dei soccorritori. I droni termici insieme alle termocamere che sono presenti sugli elicotteri sono comunque degli strumenti che ci permettono di individuare, rilevando il calore umano, delle persone in ambiente boschivo, in ambiente vegetato, persone o animali, e quindi lì sul posto si invia una squadra di ricerca e si fa la verifica.